Buonasera a tutti e benvenuti. Innanzitutto vi saluto a nome del magnifico rettore, il professor De Toni, il quale, nonostante si avvicini l'estate, ha un'agenda che si va infittendo in occasione del Festival della Conoscenza, per cui non sarà con noi stasera. Ringrazio anche per la partecipazione i rappresentanti delle autorità militari che sono presenti, anche per interessi personali in quanto medici, mi pare di capire. Ringrazio gli studenti, gli insegnanti e tutte le persone, gli udinesi che ci seguono con assiduità. Questa sera riprendiamo il percorso di avvicinamento alla conferenza internazionale sul DNA Repair che si terrà a Udine il prossimo settembre. Abbiamo iniziato questo percorso poche settimane fa con una conferenza riguardante la storia della biologia, che ci è stata offerta dal professor Vianello, il quale in un'ora che è stata molto carica di stimoli per tutti noi ci ha presentato il percorso compiuto dalla biologia dagli albori di questa disciplina fino ai giorni nostri. E in particolare abbiamo appreso, ascoltando il professor Vianello, come la biologia sia stata a lungo dominata dal metodo riduzionistico, che è tuttora responsabile di risultati straordinari che vengono ottenuti ogni giorno nei laboratori di tutto il mondo. Però abbiamo anche imparato che la complessità dei sistemi viventi impone un approccio sistemico, in cui l'attenzione viene rivolta tanto alle parti quanto al tutto, con uno sguardo particolare alle relazioni che legano tra di loro le componenti dei sistemi, perché spesso dalla qualità di queste relazioni, più che dalla natura stessa delle componenti, dipende il comportamento dei sistemi intesi nel loro complesso. Questo approccio si è rivelato fondamentale anche nello studio di quei sistemi complessi che sono gli organismi pluricellulari, come ad esempio gli esseri umani, che come sapete sono costituiti da qualcosa come 100.000 miliardi di cellule, che sono in continua interazione fra di loro e con l'ambiente che le circonda, interno ed esterno. Ecco, questi sistemi si formano a partire da una singola cellula uovo fecondata, detta zigote, che per successive divisioni forma infine l'organismo adulto. È chiaro che un sistema complesso formato da 100.000 miliardi di componenti non può funzionare senza un'opportuna integrazione, e tutti sappiamo come il sistema nervoso, il sistema endocrino fungano da regolatori di questo complesso. D'altro canto, la capacità di riprodursi, ovvero di formare discendenti simili a cui affidare il compito di propagare la specie, viene deputata a delle cellule particolari, che sono i gameti. Per il resto le cellule, a parte quelle che devono essere sostituite periodicamente, rinunciano più o meno definitivamente a riprodursi per il bene del collettivo, che è rappresentato dall'organismo nel suo complesso. Questo è un tema che abbiamo già incontrato nel corso di questo anno accademico, che è stato dedicato, chi c'era lo ricorderà, al tema dell'altruismo. Quando consideravamo il fenomeno dell'altruismo, appunto, abbiamo notato come vi siano superorganismi, come le colonie di certi insetti, in cui qualcuno si spoglia della prerogativa di riprodursi a favore di qualcun altro. Ecco, quando le cellule sfuggono a questo limite, possono darsi degli esiti molto gravi, come nel caso dei tumori. Ma come può accadere che delle cellule disciplinate improvvisamente optino per l'egoistica riproduzione di loro stesse a danno della sopravvivenza dell'organismo inteso nel suo complesso? Spesso è a causa di un agente mutageno, come ad esempio una radiazione ultravioletta che danneggia il DNA, il quale poi smette di ascoltare i segnali di moderazione che gli vengono continuamente inviati. Altre volte però sono delle alterazioni che riguardano il modo in cui il DNA esplica la propria attività ad essere influenzate. Qualcosa dunque che sta sopra al DNA. Si tratta dell'epigenetica, un argomento affascinante e modernissimo di cui ci parlerà stasera la dottoressa Benetti, che è ricercatrice di biologia applicata presso l'Università degli Studi di Udine ed è anche responsabile del gruppo di ricerca Cellule staminali, epigenetica e tumori presso il Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario delle Biotecnologie dell'area di ricerca di Trieste. Si occupa da anni dell'alterazione dei meccanismi epigenetici e di controllo dell'espressione genica nei tumori e stasera ci presenterà una relazione intitolata
nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. Prego, dottoressa. Grazie per l'introduzione e grazie a tutti per essere presenti. L'obiettivo, appunto, come è stato detto nell'introduzione, è quello di cercare in maniera più semplice possibile, lasciando aperte eventualmente a domande, approfondimenti al termine della presentazione, di che cosa sia l'epigenetica e di come questo settore che affianca una terminologia che a voi sembrerà più conosciuta, che è l'epigenetica, contribuisce alla comparsa e allo sviluppo dei tumori. Intanto comincerei con un messaggio positivo, nel senso che dei dati pubblicati nel 2013 che fanno riferimento alle aspettative di vita nella popolazione degli Stati Uniti nel 2010 fanno vedere come la vita media dell'uomo ormai si avvicina agli 80 anni e la donna ha superato questa soglia. Questo va in parallelo al fatto che nei paesi sviluppati si continuerà a vivere sempre più a lungo. Se noi teniamo conto che per una donna nata nel 1950 c'è una percentuale che si aggira attorno al 13,5% di possibilità che raggiunga i 100 anni di vita, e teniamo presente che per una donna che nascerà nel 2060 si è calcolato che l'aspettativa che questa possa raggiungere 100 anni di vita è più che duplicata e raggiunge il 60%, va in parallelo con 40 anni di ricerche e progressi nella scienza che hanno portato anche nel settore del comparsa, dello sviluppo e degli effetti dei tumori un miglioramento nella sopravvivenza a 10 anni. Quindi se prima, 40 anni fa, la possibilità nel momento in cui veniva diagnosticato un tumore di raggiungere i 10 anni dalla sua diagnosi era del 25%, oggi già complessivamente questa cifra è passata al 50%. E i dati sono proiettati anche in Italia, dove nelle statistiche pubblicate fanno riferimento a quasi 10 anni fa, si vede che la sopravvivenza a 5 anni aumenta a partire dagli anni 90. Ora, l'introduzione a che cosa sia la ricerca nel settore dei tumori diciamo, per ricollegarsi anche a quella che è stata l'introduzione, come un tipo di malattia del genoma, considerato il tumore, è una frase che è stata pubblicata in Nature Medicine nel 2004 e diciamo sotto firma di Fogelstein, che è uno dei pionieri nella ricerca dei tumori, dice che la rivoluzione nella ricerca in questo settore può essere riassunta con un'unica sentenza, che il cancro è fondamentalmente una malattia genetica. Ora, per questo vediamo un attimo di capire che cos'è un gene e che cosa significa che il cancro è una malattia genetica. Noi pensiamo al gene come un pezzo, un frammento del DNA. Il DNA è la sede dell'informazione genetica all'interno di ogni cellula del nostro organismo e il DNA è organizzato all'interno del nucleo di ogni cellula in quelli che conosciamo essere i cromosomi. Bene, se noi pensiamo al DNA come una sequenza di basi e la lettura di tutta questa sequenza di basi la possiamo immaginare paragonabile a un libro. Il libro è il nostro corredo genico ed è quello che una volta letto, diciamo, legge la cornice di lettura dei geni e producono dei prodotti. Quindi ogni gene all'interno della molecola del DNA produce un prodotto, il gene 1 produrrà il prodotto 1, il gene 2 produrrà il prodotto 2, l'insieme dei prodotti devono funzionare per rendere una cellula funzionale e l'insieme dei prodotti non è altro che la lettura del nostro codice genetico, in altre parole del libro del DNA. I prodotti tra di loro parlano,
parlano, si organizzano e c'è una sorta di ingranaggio per cui il prodotto 1 è necessario al prodotto 2 e l'insieme di questo ingranaggio rende funzionale una cellula. Quindi perché una cellula sia vitale e funzionale nei suoi obiettivi ha bisogno di interpretare il libro del codice genetico, leggere i geni, generare dei prodotti, i prodotti tra di loro devono relazionarsi e quindi mantenere funzionale. Non a caso ho rappresentato un'immagine alquanto complessa perché è vero, semplifichiamo l'argomento, però potete immaginare che l'interconnessione di tutti i prodotti dentro la cellula possono generare dei legami e per cui l'assenza di uno solo di questo prodotto può generare un scompenso e una inattività funzionale della cellula per farla diventare da cellula normale, sana e funzionale a cellula che in qualche modo diventa una cellula tumorale. Un'altra prerogativa è che tutti deriviamo da un'unica cellula, come vi è stato detto nell'introduzione. La fecondazione, quindi la fusione da una cellula uovo con una cellula spermatozoo, dà origine ad uno zigote che per riproduzione successive, con crescita di cellule e moltiplicazione, genera tutte le cellule del nostro organismo. C'è un concetto importante, ovvero che l'informazione genetica, quindi il libro del DNA della prima cellula, viene propagata e trasmessa a tutte le cellule figlie identica a se stessa. Quindi ogni cellula del nostro organismo ha il codice genetico identico in ogni cellula che lo compone. Quindi quando le cellule crescono e si moltiplicano, il numero di prodotti è ovviamente parallelamente aumentato, le interconnessioni e gli ingranaggi diventano sempre più complessi fino alla generazione di un individuo che poi specializza tutte le cellule in determinate funzioni e diventa un uomo adulto, con tessuti organizzati a dare delle specifiche attività. Andiamo adesso al concetto di patologia tumorale. Il cancro, quindi il tumore, è una malattia causata, abbiamo sentito sempre, da alterazioni del DNA. Quindi alcune delle basi che costituiscono il codice genetico vengono alterate, mutate. Queste alterazioni, queste mutazioni possono essere innate, ovvero esistono già nel momento della formazione dello zigote, oppure possono insorgere a seguito di agenti esterni, fumo di sigaretta, amianto, oppure anche in modo casuale. Cosa comporta la mutazione di un gene? Il fatto che viene alterato il funzionamento di quel gene. Se la mutazione causa una alterazione nella sequenza delle basi, il prodotto che veniva generato inizialmente prima della mutazione ovviamente non sarà più lo stesso, e non essendo più lo stesso ne va da sé che tutte le proteine con cui interagisce il prodotto alterato cambiano il loro rapporto di funzionalità. Nell'ingranaggio è come se il prodotto generato dal gene che ha subito la mutazione venisse inattivato e comporti quindi un'alterazione nella funzionalità globale. Questo porta la cellula a proliferare in modo incontrollato. In maniera basilare il cancro, il tumore, è una proliferazione incontrollata di una popolazione cellulare dovuta ad alterazioni. Quindi laddove normalmente le cellule crescono in maniera armoniosa e in relazione alle necessità anche delle cellule vicine, le alterazioni bloccando questi ingranaggi fanno sì che la cellula cominci a crescere in modo incontrollato. Quindi dobbiamo immaginare come l'assenza o l'alterazione della generazione di un prodotto abbia degli effetti nocivi su tutti i partner che parlavano col primo prodotto e la cellula nel suo complesso diventa non più funzionale e cresce in maniera alterata. Questo è un concetto assolutamente veritiero ed è alla base della genetica
del cancro. Il concetto appena detto ha subito una pennellata di novità a partire dal termine del sequenziamento del genoma umano, in cui si è capito che il modello così rappresentato è assolutamente corretto, però in qualche modo era anche riduttivo. Qual era la riprova del fatto che non bastava la spiegazione di un'alterazione di un gene e l'incastro sbagliato di un ingranaggio per rendere tumorale una cellula che prima era normale e funzionale? Era proprio il fatto che se noi partiamo da una stessa mutazione a livello genetico, quindi l'alterazione di una base nelle pagine del nostro libro e quindi la possibilità di generare un tumore, quindi la stessa mutazione può generare un tumore che abbia un aspetto fisiopatologico simile a una malattia cronica, quindi poco pericolosa, oppure a parità di mutazione, generare un tumore che insorge improvvisamente e in poche settimane non lascia scampo. Ora, il quid, ciò che sta al bivio a parità di mutazione nella due tipi di insorgenza tumorale è quello che i ricercatori chiamano oggi epigenetica. Quindi, in altre parole, l'epigenetica parlare di epigenetica significa considerare quelle modifiche che intervengono non direttamente sulla sequenza del DNA, quindi non sulle basi del nostro libro del codice genetico, ma in qualche modo, quindi non guardiamo più le basi che vengono alterate a livello del DNA, ma in qualche modo andiamo a considerare la struttura del DNA. Che cosa significa? Immaginiamo di avere un frammento di DNA che per semplicità ho rappresentato in questo modo. Ecco, l'epigenetica è capace di cambiare la struttura di questo frammento del DNA e farlo assumere una conformazione diversa. Ora, se in questo frammento del DNA è compreso il gene A, dobbiamo pensare che i fattori che sono capaci di leggere il gene A nel nostro libro riescono tranquillamente a scorrere sulla molecola del DNA, producono il prodotto A che viene espresso ad alti livelli. Diversamente, se questo frammento di DNA cambia conformazione e a questo punto il gene si trova a valle di una conformazione che in qualche modo ostacola chi legge il gene A, ecco che il gene A non viene letto e nella cellula non abbiamo la presenza di questo prodotto. Il gene A non è alterato, non è modificato, è cambiata solo la conformazione della struttura che lo contiene, però l'espressione genica è ugualmente modificata. Il primo a definire, diciamo, cercare di dare una definizione di epigenetica che io trovo molto significativo è stato Thomas Jennewein, che è uno dei pionieri nello studio dell'epigenetica, e dice che la differenza tra genetica ed epigenetica può essere paragonata alla differenza tra scrivere e leggere un libro. Una volta scritto il libro, il testo, quindi il DNA, il libro, così come l'abbiamo detto, il codice genetico, sarà identico in tutte le copie che vengono distribuite al pubblico. Però ogni lettore poi potrà interpretare la trama in modo leggermente diverso. Quindi provare emozioni diverse o anche attendersi degli sviluppi diversi man mano che affronta i diversi capitoli. Quindi l'epigenetica permette interpretazioni diverse di un modello fisso. Abbiamo il nostro codice genetico, l'epigenetica riesce a parità di libro dare delle interpretazioni che sono diverse. E la cosa più semplice per capirlo è in termini di sviluppo. Abbiamo detto che
ogni cellula del nostro corpo ha lo stesso DNA. Partiamo dalla zigote, quindi il libro, il codice genetico è esattamente identico in tutte le cellule del nostro organismo. Però alcune cellule del nostro organismo sono cellule muscolari, altre cellule sono cellule cardiache, altre cellule sono cellule epiteliali, quindi hanno una funzione diversa, quindi rispondono a esigenze diverse. Rispondendo a esigenze diverse, come fanno? Spengono o accendono l'espressione di determinati prodotti. In altri termini, pensiamo ad ognuna delle nostre cellule come lettore del nostro libro. Il nostro libro, codice genetico, è diviso in capitoli. Il nostro lettore, cellula, può decidere di lasciare chiusi certi capitoli di un libro e diventare cellula cardiaca, o lasciare aperti quei capitoli e chiuderne di altri e diventare una cellula nervosa, alternativamente diventare con altri capitoli aperti o chiusi cellula sanguigna o cellula muscolare. Quindi, in altre parole, se noi pensiamo adesso di traslare quanto appena detto a livello di insorgenza e sviluppo tumorale, possiamo pensare che in molti tumori vi sono geni che presentano eccessi o difetti nell'apertura o chiusura del DNA, quindi lasciano troppo aperti o troppo chiusi dei capitoli dei libri che servivano alla cellula per mantenere funzionale le sue attività. La cosa interessante di questo fatto è che l'epigenetica, a differenza della genetica, ha una possibilità in più per l'intervento farmacologico, perché è possibile cercare di far chiudere o aprire certi capitoli del libro nel nostro codice genetico perché non interveniamo su delle mutazioni. I farmaci difficilmente non possono correggere delle mutazioni nel DNA, ma sì in qualche modo possono lavorare su quei fattori che alterano la struttura del DNA stesso. Queste terapie non saranno completamente risolutive, ma potranno arrestare una progressione o contribuire a far diminuire le dosi di quelli chemioterapici che sono tuttora necessari per la cura del cancro. Quindi, in altre parole, se la genetica e la lettura della sequenza delle basi che costituiscono il codice genetico, quindi il libro del DNA, e producono per la produzione dei determinati prodotti, l'epigenetica, dal termine greco in cui epis significa al di sopra, è un settore che interpreta la genetica, modificando l'espressione dei geni a seconda di come cambia la struttura del DNA e l'apertura o chiusura dei capitoli di questo libro. Quindi l'epigenetica è una nuova chiave di lettura che assieme alla genetica regola l'espressione dei geni, ma non interviene sulle mutazioni a carico di questi. Infine, un altro concetto importante: è stato dimostrato che le mutazioni che riguardano l'epigenetica, anche l'epigenetica può subire, avere dei difetti e non funzionare correttamente nell'apertura e nella chiusura di questi capitoli del libro. Possono essere trasmesse alle cellule figlie. Ne deriva un messaggio importante, che è l'importanza dello stile di vita sulla predisposizione ai tumori, che ha implicazioni che vanno ovviamente sono influenzate dall'ambiente in cui si vive e dagli stili di vita che si adottano, per cui ogni individuo ha una responsabilità sia per se stesso che per le generazioni a venire. Ovviamente questo sta al concetto della consapevolezza responsabile del cittadino, che deve seguire sempre delle buone regole di vita e partecipare agli screening. Un esempio statistico pubblicato nei dati del Friuli Venezia Giulia nel 2013 hanno fatto vedere come gli esempi di cancro al polmone siano stati nell'anno circa 800 nuovi casi, con quasi l'80% dei decessi. Se nessuno avesse fumato, ovviamente i casi sarebbero stati ridotti del quasi il 90%.
Quali sono i fattori dello stile di vita che più influiscono sul benessere, sul sviluppo del rischio di manifestazione della malattia tumorale? L'alimentazione, il fumo, la sedentarietà, l'eccessiva esposizione al sole, l'alcol, con le due regole più importanti che sono il buon senso e la moderazione su tutto. Quanto detto fino adesso, volevo lasciare un piccolissimo filmato di qualche minuto che fermi questo concetto del controllo della genetica dell'epigenetica, scusatemi, sulla genetica. Quindi la possibilità di un'interpretazione che l'epigenetica può dare a livello del DNA. I nostri pensieri ed il nostro modo di vivere influenzano il DNA e determinano la velocità con cui invecchiamo. Siamo sempre stati abituati a sentir parlare di genetica e di codice genetico, molto più raramente di epigenetica. Eppure esiste anche questo ramo della scienza. In greco la parola epi significa che sta sopra. L'epigenetica quindi è la scienza che studia tutto ciò che sta sopra e che controlla il mondo della genetica. Sta emergendo un nuovo approccio culturale e scientifico nella comprensione della vita. Se infatti prima eravamo convinti che nel DNA erano contenute tutte le informazioni riguardanti la vita, compresa la nostra data di scadenza, oggi stiamo scoprendo che nel DNA sono scritte diverse trame della vita. Quale si realizzerà sarà l'epigenetica a determinarlo. I ricercatori infatti hanno scoperto che sono gli elementi esterni al DNA a governarne il funzionamento e quindi l'attivazione e lo spegnimento dei vari geni. Stiamo parlando del cibo che mangiamo, dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo, persino dei pensieri che facciamo e molti altri fattori che in qualche modo controllano il nostro DNA. La vita insomma è veramente un libro aperto e non predeterminato. Certo, alcune caratteristiche non potremo cambiarle. Se siamo nati mori, non diventeremo biondi, anche se non è qualcosa di così poi tanto lontano. Prendete ad esempio il presidente Obama. Dopo pochi mesi dalla sua elezione, molti giornali facevano notare come stesse diventando grigio di capelli. Una coincidenza? O forse veramente c'è qualcosa di più che gestisce l'espressione dei nostri geni? Fin dalla nascita, del resto, questo qualcosa interviene. Se si osserva lo sviluppo dell'embrione, vediamo che al momento della fecondazione si iniziano a moltiplicare delle cellule tutte uguali tra loro. Si chiamano cellule staminali totipotenti. Poi, ad un certo punto, quasi magicamente iniziano a differenziarsi l'una dall'altra, fino a diventare le cellule che conosciamo, i neuroni, le cellule del cuore, del fegato, della pelle. A gestire questo processo è l'epigenetica. Nel microambiente embrionale, infatti, vengono secrete specifiche proteine che agiscono sul DNA, determinandone la differenziazione, e dopo 9 mesi nasce un bambino così come noi lo conosciamo. Da questi principi stanno nascendo nuovi ed efficaci approcci terapeutici. Potete immaginare se un giorno riuscissimo a comunicare alle cellule della nostra pelle di tornare giovani? Di riorganizzarsi in maniera più omogenea e riempire le rughe? Si parla di trattamenti epigenetici, terapie che sfruttano le stesse leggi della natura e, senza forzarla, forniscono al corpo le informazioni necessarie per riorganizzarsi in maniera più sana. Ok, quindi in maniera naturale esiste la possibilità di controllare l'espressione genica in modo da favorire o ostacolare l'espressione di geni all'interno della nostra cellula. Negli ultimi 10 minuti volevo introdurvi quello che è un po' il lavoro che facciamo con il mio gruppo di ricerca, che in particolare da anni ormai si occupa del tumore all'ovaio e che cerca di approcciarlo da 2 punti di vista diversi. Da un punto di vista genetico, perché ovviamente la genetica è la base dell'insorgenza dei tumori, ma anche da un punto di vista, la nuova chiave di lettura, anche da un punto di vista epigenetico. Che cos'è il tumore all'ovaio? Il tumore all'ovaio è un tumore particolarmente aggressivo, particolarmente nefasto da un punto di vista di prognosi una volta scoperto, proprio perché ha delle caratteristiche fondamentali che sono la sintomaticità
del tumore fino agli stadi ormai già tardivi. È un tumore che rispetto ad altri tumori degli organi è privo di barriere anatomiche per la localizzazione anatomica in cui si trova. È ancora dotato di scarse tecniche di screening, viene diagnosticato appunto in fasi avanzate e quindi proprio per l'impossibilità di avere delle barriere anatomiche dell'organo è spesso a breve periodo causa di metastasi peritoneale. Il tumore all'ovaio nel laboratorio lo affrontiamo attraverso lo studio di uno dei prodotti, di uno dei geni inclusi nel nostro codice genetico. Questo gene in particolare sul quale stiamo focalizzando i nostri studi viene chiamato OCT4. OCT4 è una proteina, un prodotto genico che normalmente nelle cellule differenziate di un individuo adulto non è espresso. Il capitolo del libro del nostro codice genetico che contiene il gene che esprime OCT4 nelle cellule differenziate di un individuo adulto è chiuso. OCT4 invece è espresso, quindi il capitolo del libro del codice genetico è aperto nelle cellule staminali embrionali e nelle prime fasi dello sviluppo di un embrione. Nei tumori riattiva la sua espressione. Quindi a livello genetico ed epigenetico stiamo cercando di capire perché una cellula tumorale riesprime i livelli del gene OCT4. Quindi è un prodotto che ovviamente ha a che fare e si inserisce all'interno dei nostri ingranaggi descritti per l'organizzazione funzionale della cellula. Da un punto di vista genetico, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che questo prodotto genico è capace di relazionarsi con un gruppo di altri geni all'interno della cellula. Questa connessione di questa proteina con questo gruppo era sconosciuta. E qual è l'effetto che l'insieme di questi prodotti, parlando tra di loro, ha in termini di sviluppo tumorale rispetto alla cellula sana? Intanto normalmente nella cellula sana questo gene non è espresso, quindi tutte queste nuove relazioni non vengono attivate, ma l'effetto finale di questa interconnessione tra diversi prodotti cellulari è quello di valutare la stabilità del genoma di una cellula tumorale. Quando una cellula si divide, sia essa sana che tumorale, ha bisogno di duplicare il libro e trasmetterlo alle due cellule figlie, esattamente identiche tra di loro. Quindi in termini più cellulari, biologici, i cromosomi vengono duplicati e divisi nelle due cellule figlie, quindi abbiamo la duplicazione e poi la migrazione e la divisione dei cromosomi attraverso due importanti strutture cellulari che sono i centrosomi. Una cellula sana ha due centrosomi che aiutano i cromosomi a orientarsi nei lati opposti della cellula perché poi questa cellula venga divisa e generi due cellule figlie con lo stesso corredo genetico. Un'immagine al microscopio è proprio a livello di DNA è rappresentato nel blu e i centrosomi sono rappresentati in verde. Questi centrosomi attireranno dalle due parti opposte il libro duplicato e genereranno due cellule figlie con un unico libro. Nei tumori succede una cosa strana. Il tumore è una proliferazione incontrollata. L'organismo per primo cerca di bloccare questa proliferazione incontrollata e di fatto spesso nei tumori c'è, invece di esserci l'esistenza di soli due centrosomi, il numero di centrosomi è aumentato. Quello che ne deriva è che la cellula crea, invece di questo fuso ordinato, una struttura di questo tipo in cui i due libri
non vengono più equamente divisi ai poli opposti della cellula, ma è come se le pagine di ogni libro venissero strappate per andare a lati diversi e la generazione di cellule che abbiano un corredo genetico completamente diverso. Questa condizione non è vitale per la cellula, né per la cellula sana né per la cellula tumorale, perché ogni cellula ha bisogno almeno di un libro completo per essere vitale. E quindi il tumore cerca una via alternativa per evitare che la cellula muoia proprio perché non ha un corredo genetico completo. E che cosa fa? Attraverso il complesso che abbiamo identificato abbiamo visto come il numero abbondante di centrosomi viene in qualche modo clusterizzato in modo da simulare l'effetto di 2 centrosomi unici e conseguentemente il DNA a questo livello viene nuovamente diviso in 2 cellule figlie e la cellula è capace di continuare a proliferare in modo incontrollato, che è la definizione di tumore, ma riesce comunque a proliferare. Di fatto, nella collaborazione che abbiamo con l'ospedale di Udine, abbiamo notato che i pazienti che esprimono alti livelli di OCT4 e alti livelli di tutte le proteine con cui OCT4 abbiamo dimostrato interagire, hanno una prognosi peggiore e una sopravvivenza molto più bassa. Questo da un punto di vista genetico, ma noi cerchiamo sullo stesso gene di valutare anche gli effetti epigenetici della sua espressione. Di fatto, da un punto di vista epigenetico, il frammento di DNA che contiene all'interno il gene che codifica OCT4 nelle cellule tumorali è completamente rilassato e disteso, laddove nelle cellule sane si troverebbe una condizione di compattazione della cromatina e in altre parole un capitolo chiuso che lo contiene. Abbiamo identificato che esiste un complesso di RNA e proteine che è capace di localizzarsi sul cromosoma che contiene questo frammento di DNA e in qualche modo influire sulla struttura di questo frammento del DNA, chiudendone la regione e in questo modo riducendo i livelli di espressione. Se alti livelli di OCT4 sono associati a una cattiva prognosi, identificare e caratterizzare questo complesso che riesce da un punto di vista epigenetico a spegnere l'espressione di questo gene, ovviamente dà una strategia promettente per lo studio del tumore all'ovaio. E di fatto è un progetto che è finanziato ora dall'AIRC, su cui stiamo tuttora lavorando, ed è quello appunto della regolazione, cioè della caratterizzazione di questo complesso, capace di intervenire da un punto di vista epigenetico sulla regione di DNA che contiene il gene di OCT4 e cerchiamo di rispondere alla serie di domande che vedete rappresentate, cioè quando viene espresso questo complesso, dove, perché e come funziona nel regolare la conformazione del DNA in cui è compreso il gene di OCT4. Quindi volevo concludere con una frase di Primo Levi che è valida per tutti i settori della ricerca scientifica, in cui si definisce la natura come immensa e complessa, ma non impenetrabile l'intelligenza. Bisogna girare intorno, pungere, sondare, cercare il varco, fartelo cadere, riprovare, interpretare risultati negativi, cercare altre soluzioni per interpretare quanto si possa essere utile. E ovviamente questo è imprescindibile dall'aiuto di finanziatori esterni come l'Associazione Italiana per la Ricerca sui Tumori, l'aiuto di chiunque di noi che sosteniamo associazioni di questo tipo, con
l'ultima frase, in it to win it, ovvero tutti insieme per vincere questo tipo di battaglia. Grazie. Potremmo concludere. Io volevo ringraziare moltissimo la dottoressa Benetti per questa relazione, sia perché ci ha introdotti in questo argomento così interessante, così di frontiera, sia anche per averci fatto vedere come la ricerca scientifica poi possa collegarsi con cose che hanno una rilevanza molto importante per la vita dell'uomo, in particolare per la salute e per problemi come quelli di cui abbiamo parlato. Quindi per capire come, se è vero che talvolta gli accademici stanno nella torre d'avorio, almeno dentro lì fanno qualche cosa di utile per il resto dell'umanità, insomma. Ecco. E volevo anche ringraziarla perché ci ha avvicinato ulteriormente in questo nostro percorso verso il convegno di settembre, percorso che si concluderà il 4 settembre, sempre qui alla stessa ora, quando ascolteremo la relazione del professor Gianluca Tell, che relazionerà sul tema stabilità e variabilità genomica, un sottile equilibrio tra evoluzione e malattia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, arrivederci.